Nuovamente in partenza i cavalli della quarta corsa: Cooper del Sile, Karatov West, Caio Vettonio, Capitano Sun, Clipper Gums, Creed Matley. Seconda linea Columbus Gaps, Carlina De Gleris, Cash degli Ulivi, Country Matley. Favori per Karatov West numero 2. Macchina che accelera, intanto l'errore di Clipper Gums, partiti con la velocità iniziale di Capitano Sun che va a condurre nei confronti di Karatov West. Rimane al largo Caio Vettonio, terza posizione per Cooper del Sile. Sulla piegata in vantaggio Capitano Sun, si porta all'esterno all'attacco Caio Vettonio che ottiene breve strada, mentre dalle retrovie c'è la puntata veloce numero di Cash degli 1, Ulivi. Cooper del Sile, Cash degli Ulivi attacca e dopo 400 metri passa di forza, completando così in 31,5 i primi 400 metri. In vantaggio quindi Cash degli Ulivi con grande spunto sulla retta delle scuderie. Seconda posizione per Caio Vettonio, poi Karatov West che muove all'esterno di Capitano Sun, poi si rimette numero in 5 corda. Clipper Gums squalificato. La squalifica invece per Clipper Gums che ha avuto un'incertezza. Ora all'esterno muove Karatov West ed è seguito nell'azione da Carlina De Gleris. Completamento in 1,2 dei primi 800 metri di gara, con leader sempre Cash degli Ulivi. All'esterno si presenta ora Karatov West, attacca al chilometro, completato in 1,18,4. Insiste, si avvantaggia a 500 dalla conclusione. Intanto numero 6 prende vantaggio mentre si sistema in seconda posizione Caio Vettonio, superando Cash degli Ulivi in difficoltà a traguardo lontano. Ha preso netto margine di vantaggio Karatov West sulla curva conclusiva, una decina di metri abbondante, e vantaggio che aumenta l'ingresso in retta d'arrivo. Karatov West nettamente in testa ai 100 conclusivi. Finale con Karatov West che controlla la situazione, viene a concludere netto vincitore. Prima vittoria in carriera per Karatov West, secondo posto sul palo per Columbus Gaps, mentre per il terzo c'è probabilmente foto. Vittoria quindi per Karatov West. Carmine Piscuolio in sediolo per conto di Sabina Breccia e del signor Arturo Pantaleo Tarantino. Vediamo le battute conclusive di Karatov West che vince davvero molto nettamente. Il secondo posto è per il numero 7 di Columbus Gaps, mentre al terzo dovrebbe essere ancora Caio Vettonio.